Ciao, mi chiamo Camilla, sono di Marghera e vi porto a visitare la mia città. Marghera è una cittadina molto particolare e conosciuta in tutto il mondo per il suo polo industriale, ma vi assicuro è molto di più. Marghera non è storica come Mestre o Venezia, anzi la sua storia è molto più recente. È nata agli inizi del 1900 come espansione di Venezia e per questo non è sempre stata molto considerata. È davvero bello passeggiare per Marghera. Ci sono tantissimi alberi, fiori, insomma, il verde qui non manca. Infatti a progettare la città fu un certo Emmer. Voleva una città giardino. E poi, quello che non può mancare è una mozzarella da Bottazzo. Una delle vie più importanti su cui è stata costruita Marghera è via Beccaria. Da via Beccaria arriviamo a via Calvi, da cui è possibile vedere uno dei simboli di Marghera, la torre dell'acquedotto. Questo è solo l'inizio del nostro viaggio alla scoperta di Marghera e delle zone qui vicine. Ci rivedremo presto!